Cari telespettatori, eccoci nel nostro spazio dedicato a un tu per tu di approfondimento con personalità illustri, in questo caso del mondo della politica europea, e quindi ben arrivata qui con noi onorevole Elisabetta Gardini, capogruppo Forza Italia al Parlamento europeo. Grazie. Allora, ci fa molto piacere averla perché sarà l'occasione un po' per aiutare ad avvicinare i nostri telespettatori futuri votanti a quello che è il Parlamento europeo, a quello che è il meccanismo dell'Europa, che è inutile dirlo, al di là delle categorie produttive che lei ben conosce, che avvicina eccetera, i cittadini non percepiscono un'Europa così buona, così materna, così di supporto, e chi la rappresenta purtroppo non si capisce bene che cosa ci vada a fare. Colpa dell'informazione e disinformazione che dir si voglia. Allora, in due parole, onorevole, ci spiega il suo ruolo, come si incardina nel contesto, e quindi in due parole che cosa fa, perché ognuno poi ha una sua competenza. Allora, guarda, io lavoro nella Commissione Ambiente da quando sono entrata al Parlamento europeo, oramai sono 10 anni, e ci occupiamo di ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare, quindi tre temi caldissimi, molto cioè di una grande caldi, importanza. perché l'ambiente è un tema economico, basti pensare a tutta la green economy, tutti i discorsi, voglio dire, oggi di grande attualità, che se portati avanti bene vogliono dire posti di lavoro nuovi, mentre invece se si accelerano soprattutto troppi tempi vuol dire invece mettere in competizione le nuove tecnologie con l'industria e con le attività produttive ora esistenti. E la sanità pubblica, basti pensare alle cure transfrontaliere. Poco si sa però effettivamente. Esatto, Attenzione. I cittadini poco conoscono il diritto che hanno di andare a curarsi in una eccellenza, e questo vale soprattutto per le malattie rare, quindi infatti, per pazienti che hanno davvero... le patologie che è difficile curare magari in certe strutture pubbliche, insomma. Esatto, possono andare in centri specializzati all'interno dell'Unione Europea, e su questo si fa poca informazione anche. E su questo abbiamo proprio votato recentemente a Strasburgo un report che nota proprio questa carenza di informazione, e noi come Parlamento abbiamo detto invece che bisogna colmare questa lacuna. Quindi in conto della sanità pubblica, certo. Il cittadino sceglie la struttura un po' come si trasferisse da noi da una regione all'altra. Certo, esatto, stessa cosa, chiede il permesso, ma ovviamente non è un capriccio, è una necessità quando c'è un centro specializzato che magari in Italia non esiste e si può invece andare a curarsi. E viceversa. E viceversa. Assolutamente, molto viceversa. Noi potrebbe essere una cosa interessantissima. Noi abbiamo delle grandi eccellenze, sì. Ovviamente sì. Ecco, e poi su questo gli stati sono un po' reticenti a dare informazioni, è un po' quello che a volte succede anche tra le regioni. Poi la sicurezza alimentare, che è un tema per noi fondamentale, perché noi con tutto l'agroalimentare, quindi l'etichettatura, il luogo d'origine, tutte queste cose qui sono tutte battaglie che in Parlamento portiamo avanti storicamente, trasversalmente come italiani, e che devo dire come vinciamo spesso in Parlamento e poi magari si blocca in Consiglio, dove qualche Stato o mette il veto o si fa una minoranza di blocco. Sono tecnicalità, voglio dire, se si vuole, ma sono cose fondamentali che bisognerebbe farle diventare un po' più familiari agli elettori, in modo da non dire semplicemente l'Europa, perché l'Europa, noi in questo momento siamo a Padova, siamo in Europa. Non è che l'Europa è una cosa astratta che si concretizza quando si è a Strasburgo, a Bruxelles, noi siamo europei, ma io dico sempre, io sono padovana, quindi veneta, quindi italiana, quindi europea, e rappresento in Europa quella parte di Europa che si chiama Italia, che conosco meglio, che devo rappresentare perché non venga danneggiata magari a vantaggio di altri che sono stati più bravi a farsi le regole su misura, e questo devo dire che purtroppo accade. Bravissimo. Per cui l'Europa, io sono per l'Europa, ma non per come è diventata questa Europa, dove i funzionari all'interno della Commissione sono quelli che mettono in campo tanti regolamenti, tante direttive che sono fatte su misura per paesi che magari non hanno il manifatturiero, per paesi che non hanno la dimensione delle nostre piccole, medie imprese, ma dico di più microimprese, che sono una specificità tutta italiana. Ecco, se noi non facciamo sì che
ci sia la giustizia, che non ci sia qualcuno che ha vantaggi a svantaggio di altri, ecco, e su questo dobbiamo però diventare più bravi noi a fare più sistema, e questa è una cosa che abbiamo acquisito più recentemente. Lei è molto battagliera in Europa, sì. Punta i piedi, batte i pugni, si fa sentire, si è fatta anche rispettare con il tempo, conoscere e rispettare. Normalmente però non abbiamo dato un'immagine molto caparbia di paese, lo sappiamo benissimo, adesso già ci guardano con occhio strano che abbiamo questo governo che mette dei paletti, dei puntini sulle i su certi aspetti. Che cosa ne pensa? Che cosa quindi sarebbe anche necessario fare di più in Europa per contare, per essere rispettati, perché poi i cittadini chiedono il rispetto? Guarda, ci sono delle cose che sono purtroppo errori che abbiamo fatto nel passato e che scontiamo ancora oggi. Abbiamo creduto poco nell'Europa quando soprattutto il Parlamento europeo aveva un ruolo soltanto consultivo, mentre adesso dopo il Trattato di Lisbona siamo co-legislatori a tutti gli effetti, per cui se noi come Parlamento diciamo no è no. Ricordo per esempio una cosa che è arrivata ai cittadini nella scorsa legislatura: abbiamo bloccato l'arrivo sulle nostre tavole della carne da animali clonati, che Commissione e Consiglio invece ci volevano propinare. Lì è stato proprio il Parlamento che ha detto no e non ci hanno più riprovato neanche in questa legislatura. Quindi vuol dire che il nostro no è stato molto forte, chiaro e netto e definitivo in qualche modo, ma anche piccole cose invece per le quali ci siamo battuti, come no, la cancellazione del roaming. Adesso abbiamo votato anche recentemente, chiamiamo roaming anche quello, ma tutte quei prezzi che si devono, che oggi ci sono, quando fai pagamenti transfrontalieri, sì, acquisti, sono stati cancellati, azzerati, saranno miliardi di risparmio per i cittadini. Allora, tutte cose che però a volte arrivano, a volte no. Spesso quello che arriva invece sono questi regolamenti che cambiano. Pensi cosa che hanno fatto al mondo dell'automobile. L'Europa aveva deciso scientemente, consapevolmente, che voleva abbattere prima ancora che il particolato e le polveri sottili, e quindi le cose veramente inquinanti, quelle che ti fanno ammalare e anche morire se le respiri, si era concentrata sull'abbattimento della CO2 per il discorso del cambiamento climatico, certo, effetto serra, eccetera, eccetera, quindi ha puntato sul diesel, che è stata una specificità tutta europea. All'improvviso si sono svegliati e hanno capito che bisogna abbattere invece il particolato, PM10, eccetera, e allora basta, i diesel praticamente fuori mercato, con un danno per le famiglie che hanno delle macchine vecchie che si trovano a non poter più circolare. Anche per l'economia stessa di un... Per l'economia, noi abbiamo incontrato, sono venuti a Bruxelles quelli che vendono le auto usate e che avevano detto: noi proprio per migliorare l'ambiente, siccome abbiamo un parco macchine molto vecchio in Italia, con ancora Euro 2, Euro 3, Euro 4, ho detto noi avevamo fatto degli stock di Euro 5 ed Euro 6, perché dice a quel punto noi comunque dando una macchina usata, ma diamo una macchina usata che è molto più performante rispetto alle macchine, certo, che ora circolano. Improvvisamente ci troviamo che tutto questo è stato un investimento che svanisce, è buttato. Il paese perderà l'IVA su queste vendite, noi perdiamo tutto, verranno mandate chissà dove, quindi voglio dire, questo contrordine compagni, quando c'è questo dirigismo astratto e teorico, senza conoscere la realtà in cui va a impattare, assolutamente. E soprattutto dove non si tiene conto di tutto il quadro, ma questi funzionari lavorano sul pezzettino del puzzle, ognuno sulla sua piastrellina, e non vede il disegno complessivo. E allora noi lì, purtroppo, è fondamentale, ma spesso come parlamentari facciamo un lavoro che io ho definito riduzione del danno. Quindi andare a rattoppare una riduzione del danno. Devo dire, io sono molto orgogliosa perché, appunto, essendo battagliera, ha ridotto diversi danni, ha limitato. Però bisogna parlare tanto, perché poi noi siamo avanti, siamo il paese delle 1000 eccellenze. Allora, per esempio, rispettare queste eccellenze, recentemente, proprio sull'onda di quella che invece è una giusta impostazione, che è quella dell'economia circolare, dove noi abbiamo tantissimi esempi, perché i nostri imprenditori, quando sentono parlare magari di innovazione, magari un po' si spaventano e non si rendono conto che quello che hanno fatto loro, i loro padri, i loro nonni da sempre, quando stavano svegli la notte a pensare come migliorare il macchinario, cosa fare per fare meglio, l'hanno sempre fatto, ce l'abbiamo nel DNA, ce l'hanno nel DNA.
E allora noi dobbiamo soltanto proteggerlo, perché noi siamo talmente pieni di tante cose che sono nate, ogni persona, no? Anche le nostre aziende spesso sono come le persone, no? Uniche e irripetibili, e magari un regolamento troppo generico non tiene conto di tutta questa biodiversità che noi abbiamo, se mi passa il termine. È questo che dà fastidio proprio, che dà fastidio, perché differenzia rispetto ad altre realtà dove ci sono sistemi produttivi diversi. A proposito di ambiente, onorevole, la rete 5G, di cui tanto si parla a livello sperimentale poi nel sud Italia, in altre parti del mondo, eccetera, è progresso, evoluzione, servirà anche all'evoluzione delle produzioni industriali, eccetera. Però si parla di danni ambientali, danni anche alla salute, punto di domanda enorme, e si sta già muovendo qualche cosa. Che cosa ne pensate voi? Che cosa ne pensa lei? Beh, io penso che si farà qualcosa in Europa, ci sono anche comitati qui che cominciano. Beh, noi abbiamo l'agenda digitale in Europa, ovviamente, e questo tutta l'industria, la nuova rivoluzione industriale è quella, che da un lato offre delle nuove autostrade, che sono appunto quelle digitali, di cui il mondo non potrà fare a meno, e il progresso e il cambiamento non lo fermi, però secondo me crea anche a volte eccessivi allarmi. Noi pensiamo a volte, si è diffusa quasi l'idea, per esempio, tornando anche all'inquinamento normale, che viviamo in un mondo più inquinato oggi che in passato, cosa che è sbagliata. L'inquinamento è calcolato rispetto a dei limiti di legge che sono sempre diventati più stringenti. Quindi se lei vede Londra di quando io ero bambina, no? C'era lo smog, c'erano quelle scene che adesso vedi soltanto in alcune città cinesi e che in Europa, meno male, non si vedono più. Però allora quasi c'era una percezione più bassa, non c'era questa percezione, tant'è che non abbiamo mai avuto un'aspettativa di vita così lunga, meno male, come abbiamo adesso. Quindi ci sono tanti allarmismi che a volte nascondono delle guerre commerciali. Ecco, quindi questo è un messaggio ben chiaro. Bisogna stare attenti, però devo dire che è ruolo nostro come persone che fanno le regole di lavorare sempre con gli esperti. Esatto, io quando lavoro in Europa lavoro con le categorie per le quali stiamo facendo le nuove regole, per capire effettivamente qual è la ricaduta, e lavoro con gli esperti, con professori universitari, che sono le eccellenze che abbiamo nelle nostre università e che ci danno un sostegno scientifico rispetto a quello che facciamo, ed è fondamentale. Ed è quello che poi dovete fare anche voi come informazione, perché per dare il più corretto possibile. Esatto, noi invece purtroppo abbiamo spesso in Italia la tentazione di fare sempre noi guelfi e ghibellini e di avere questa passionalità che io ho, per esempio, ma mi serve a supportare qualche cosa che per prima ho ragionato, perché se lei pensa anche alla ricerca scientifica, no, sugli animali, in Italia abbiamo rischiato di chiudere i laboratori di ricerca perché eravamo l'unico paese che voleva recepire un regolamento che ha come filosofia, laddove il test sugli animali sia possibile sostituirlo, è obbligatorio sostituirlo, e poi pensi che il 95% sono cavi, animali da laboratorio, e il benessere di questi animaletti è per il ricercatore la priorità, perché sennò il test non ha valore. Però se non c'è quel passaggio non hai più le pubblicazioni, a livello, cioè ti cancelli, ti autoescludi. Ma lì c'è anche una questione politica. Però lì, voglio dire, artatamente hanno, ma solo in Italia però, artatamente invece di parlare di ricerca scientifica parlavano di vivisezione. Sì, infatti. Ovvio che io sono la prima a essere contro la vivisezione, però sono anche la prima invece a sostenere la ricerca scientifica, perché attraverso quella ricerca noi stiamo salvando per esempio tanti bambini, stiamo riuscendo ad avere quella medicina che altrimenti non sarebbe possibile che non sarebbe possibile avere. A proposito di vie di comunicazione e di corretta informazione, che cosa ne pensa adesso della tanto discussa TAV? Per un bene superiore è necessario che passi anche da noi, come tanti sostengono, perché sennò siamo tagliati fuori, ci perdiamo una puntata del gioco internazionale, oppure è più un costo che un beneficio? Guardi, questo è un dibattito che abbiamo sentito da anni e
E resta proprio quello che lei ha detto, il discorso di buonsenso fondamentale. Allora, l'Europa sta costruendo questi corridoi per unire, no, è inutile che io abbia le navi che arrivano nei miei porti, se poi non posso portare le merci fino al Portogallo, fino al nord dell'Europa, eccetera, eccetera. E non c'è dubbio che questo corridoio, se non passa sotto attraversando le Alpi, la Torino-Lione è l'anello di congiunzione, non è fine a se stesso, perché se no non è interessante avere solamente un passaggio da Torino a Lione, è vero, ma ci collega, se no passerà sopra le Alpi e noi saremo completamente tagliati fuori ed esclusi. Non è un caso che gli italiani, che sono un popolo di straordinario buonsenso, in tutti i sondaggi, non solo nella parte nord, che è considerata, no, la parte che forse più produttiva, ma anche fino al sud e fino alle isole, la stragrande maggioranza degli italiani è favorevole a quest'opera, ma è favorevole anche a tante altre opere. Abbiamo visto Genova, la ferita di Genova con il ponte che è crollato, e anche lì da anni che viene bloccata, è stata bloccata l'alternativa. A me quello che spaventa è di vedere questa mentalità che già ha fatto tanti danni, perché ovviamente quando ci sono esposti, ci si rivolge alla magistratura, si chiede che ci vengano controlli perché si lanciano tanto allarmi, noi abbiamo sempre visto che le nostre opere hanno impiegato molti più anni rispetto a quello che era previsto dal progetto per la realizzazione, con la conseguente lievitazione dei costi. Questo è uno dei motivi per cui lievitano i costi. E vedere che adesso questa mentalità sta al governo a me preoccupa molto, perché non avrei mai pensato di poterla vedere. Abbiamo letto per anni il Sole 24 Ore che faceva i conti del cosiddetto partito del no, quanto costava al paese, quanto era costato e quanto continuava a costare. Noi siamo rimasti indietro su tante cose proprio perché c'è stato questo freno continuo e costante che ha rallentato lo sviluppo del paese. Quando tu vai in Spagna, io ricordo la Spagna dopo, no, ha avuto una fioritura di... C'è una rete di viabilità straordinaria adesso, sì, effettivamente. I porti, infatti la Spagna è cresciuta. I porti, gli aeroporti, cioè, vedi un paese che vive, un paese che è moderno, un paese che si attrezza. Ecco, lei parla di paese moderno anche quando è strutturato in modo tale che quando capitano le grandi disgrazie, che noi quasi periodicamente ci siamo abbonati, riesce a reagire in modo tempestivo. Lei è intervenuto in modo significativo per un nuovo sistema di protezione civile europeo. Di che cosa si tratta, onorevole? Allora, guardi, io devo dire, e questo lo dico proprio con orgoglio, io da quando il Parlamento, sempre dopo Lisbona, ha iniziato a potersi occupare della protezione civile europea, io sono stata la relatrice sia nella scorsa legislatura che in questa della protezione civile europea, proprio perché a noi italiani si riconosce di avere una grande esperienza, un modello di protezione. Nel bene o nel male, perché di necessità virtù, per fortuna. Esatto, perché noi purtroppo abbiamo un terreno, un territorio fragile sotto tutti i punti di vista, dai terremoti alle alluvioni, a tutto, non manca nulla. Il nostro è un terreno meraviglioso ma fragile e quindi abbiamo maturato una grandissima esperienza. Ecco, nella scorsa legislatura abbiamo fatto un salto di qualità perché siamo passati da un sistema ad hoc, cioè vuol dire capita l'evento della catastrofe naturale o meno e il paese chiede aiuto, ci si attiva in quel momento per una solidarietà europea. Invece ad un modello molto più efficiente e rapido di mezzi preimpegnati, cioè tutti i paesi hanno detto: nel caso in cui ci sia necessità, sappiate che io vi posso dare questo, è a disposizione della protezione civile europea, a meno che non lo stia utilizzando io in quel momento nel mio paese. Ci siamo resi conto con il commissario attuale Stylianides che purtroppo questa solidarietà ancora non è bastata, perché noi soprattutto quando i paesi si trovano ad affrontare nello stesso momento la stessa tipologia di catastrofi, e lo si è visto soprattutto con gli incendi boschivi estivi, sì, che abbiamo avuto un centinaio di morti in Grecia, un centinaio di morti in Portogallo, oltre ai danni ingenti, ma per la perdita di queste vite è inaccettabile, e l'Europa non è stata in grado di rispondere alle richieste di aiuto in modo completo, sono dovuti arrivare aeroplani da paesi terzi con il tempo conseguente che si perde e quindi
E allora la novità dove La sta? novità è che adesso ci sarà questo Rescue, questo è il nome, Rescue, che è un pool di mezzi aggiuntivi che vanno aggiuntivi, quindi, oltre perfetto. a quelli esistenti. Che L'Europa intervenire, quindi. si dota di strumenti aggiuntivi che possono essere appunto aeroplani per combattere antincendio, sistemi di pompaggio, ospedali da campo, team di esperti. Quindi anche persone, mezze persone, esatto, che interverranno dove sarà reputato necessario. Nel momento in cui non sia sufficiente quello che è esistente, sono dei mezzi aggiuntivi. Siccome per preparare questa cosa ci vorrà un paio d'anni, nel frattempo però siamo riusciti a mettere in campo anche un periodo di transizione, perché comunque questi mezzi saranno comunque a disposizione nel momento in cui ce ne sia la necessità. Ed era fondamentale farlo in fretta ed essere pronti prima della prossima stagione estiva, che sappiamo è quella che più mette calda, molto calda. Molto calda, ed è quella in cui abbiamo visto i danni maggiori avvengono. E quindi noi siamo molto contenti, perché questa poi è un'Europa che piace ai cittadini. Eurobarometro ci dice che il 90% dei cittadini vogliono la protezione civile europea, vogliono vedere le istituzioni europee accanto a loro. Abbiamo vinto le resistenze di alcuni stati, perché ovviamente c'erano alcuni stati che culturalmente non vogliono ammettere di avere bisogno, perché nella loro testa se chiedono aiuto vuol dire che non sono stati bravi a fare i loro compiti a casa. La Germania. Io non ho detto niente, ma viene da pensare così. È uno di quelli, sì. Invece noi, è proprio tante volte le differenze sono culturali, per cui noi bisogna proprio perdere le giornate, a volte le ore, a volte le giornate, a spiegare, a parlare, a trovare la chiave per entrare in una cultura diversa. E noi italiani in questo siamo i migliori. Lei pensi quello che fanno le nostre straordinarie forze armate all'estero? Sono i migliori. Però forse noi non riusciamo a penetrare quei meccanismi di blocco che Francia e Germania fino adesso hanno costituito, e ci sta mettendo adesso anche la Spagna, perché in Spagna si stanno muovendo degli equilibri di non poco conto. Le chiedo cosa ne pensa adesso del sostegno che può dare o non dare l'Europa al governo spagnolo in questa diatriba interna molto particolare, quindi populismi che crescono, nazionalismi sentiti, indipendenza catalana e non solo. È che noi abbiamo, queste sono cose che sono molto sentite. Ogni paese, la costruzione europea è una cosa che non si può avere con lo schioccare delle dita, proprio perché abbiamo, non c'è dubbio, tanto in comune. E soprattutto condividiamo una civiltà che per me è nata tra Atene e Roma. Difatti le nostre radici dovevano essere giudaico-cristiane e greco-romane, poi non le abbiamo volute mettere nella Costituzione, e io mi auguro che questa lacuna venga colmata prima o poi. Però abbiamo anche delle storie diverse, abbiamo culture diverse, abbiamo sistemi paese diversi. Ma l'Europa può entrare nei fatti di uno Stato, nei fatti interni? Può intromettersi a questo punto? Quello che si chiede, è lecito che lo faccia? A cosa si riferisce? Alla Spagna in particolar modo, dopo anche l'Italia, perché in modo diretto anche in Italia comunque, perché ci ha messo sotto scacco, per cui... Ecco, io devo dire che l'Europa non può entrare più nei fatti interni al paese, a meno che questo paese non stia smaccatamente contravvenendo a delle regole che ci siamo dati comuni. Però quando, per esempio, lei ha fatto l'esempio della storia dell'indipendenza catalana, ecco, lì si scatenano invece delle guerre politiche di parte. È ovvio, lei immagini cosa succederebbe se il nostro Zaia improvvisamente, forte di un referendum che ha detto sì all'autonomia in modo così forte, che non è indipendenza, impazzisse e dicesse: beh, sapete cosa c'è? Secondo me possiamo fare addirittura l'indipendenza.
cioè, tutti grideremo allo scandalo. Non capisco perché quelle stesse persone che oggi già si mettono di traverso su autonomia, che vuol dire soltanto andare a gestire in proprio delle competenze con relativo budget, perché ovvio, nel momento in cui abbiamo dimostrato che gestendo qui la sanità, per esempio, abbiamo un sistema eccellente che costa di meno rispetto a tante altre regioni, e gli stessi invece poi si strappano le vesti perché dovremmo accettare quello che Puigdemont ha fatto, avendo tra l'altro solo un terzo dei catalani con sé, perché gli indipendentisti in Catalogna sono storicamente, me lo insegna, un terzo vuole invece stare collegato alla Spagna e un terzo è indifferente, anche perché oramai con i movimenti delle persone probabilmente sarà un terzo di persone che magari non sono nemmeno catalane di famiglia da generazioni. Italiani ci sono, sì, tra l'altro. Anche tantissimi. Però la Catalogna è una regione che ha molta autonomia. E non capisco perché qui si sgridi allo scandalo in Italia nel momento in cui la Germania è fatta di regioni che hanno molta autonomia. Difatti spesso quando noi ci troviamo a parlare con il governo tedesco, loro ci dicono, momento, dobbiamo, sulla protezione civile, dobbiamo andare a sentire i Länder cosa ci dicono, perché questa cosa magari sarà difficile farla digerire ai Länder, ecco, che sono le regioni tedesche. Quindi io dico una cosa, noi dobbiamo avere la pazienza di costruire questa Europa nei tempi naturali, mi verrebbe di dire. Benissimo. Invece c'è una voglia di spingere, di contrarre i tempi, è come per le cose dell'ambiente. È giusto voler avere le rinnovabili, ma se io faccio, come abbiamo fatto in Europa, dei tempi così stretti che non danno il tempo a delle democrazie dove il mercato è libero, anche se regolamentato, perché va regolamentato, di evolversi, finisce che i pannelli solari con relativi incentivi se li vengono a prendere, li vendono i cinesi. Certo, quindi bisogna dare dei tempi fisiologici. C'è stata un'interessantissima intervista, non so se ha avuto modo di leggerla qualche settimana fa, di Bombassei, che spiegava come noi stiamo facendo lo stesso errore con le macchine elettriche. Se noi non diamo il tempo alla nostra industria di trasformarsi, noi avremo preparato un altro bel mercato per i cinesi, ma questa volta sarà ancora più grave, perché l'industria dell'automobile è sempre stata un'industria traino, con milioni di posti di lavoro tra industria dell'automobile e indotto. Quindi bisogna stare bene attenti, perché invece c'è chi, dicendo l'ambiente, 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 confeziona dei bei pacchi regalo per qualcun altro che sta fuori. E qui ha ragione allora Berlusconi quando dice l'Europa in questo mondo globale, perché questo è l'errore che fanno spesso quelli che dicono usciamo dall'Europa, oramai sei nel mondo globale anche se esci dall'Europa, certo, ci stai. Quindi il mondo è cambiato. È ovvio che l'Europa, se diventa quell'Europa che ci piacerebbe vedere in campo, solidale, compatta, unita, che cerca il bene, che distribuisce diritti e doveri in egual misura, certo, che non fa il bene di qualcuno a scapito di qualcun altro, va meglio per tutti. Infatti, ed è quella che dobbiamo costruire. Ultimissima domanda, rapidissima, perché siamo in chiusura. Allora, Tajani si riconferma a capo del Partito Popolare Europeo, quindi si ricandida, se non sbaglio, leggevo in questo... Presidente del Parlamento Europeo. Del Parlamento Europeo, comunque rappresenta il PPE, no? Sì. PPE come sta andando, che alleanze si pronosticano, che quindi in Europa anzi ai cittadini come vi presenterete? Ma io vedo che tutti i sondaggi, dovrebbero essercene anche di nuovi tra poco, danno il Partito Popolare come prima famiglia. Esatto. Anche perché e dentro ci sta, per i nostri telespettatori, chi c'è dentro il PPE? Dentro il Partito Popolare ci siamo noi come Forza Italia e c'è l'UDC di Lorenzo Cesa, che dovremmo fare questa volta un'unica lista insieme, oltre anche ad altri movimenti e forze politiche o della società civile che vorranno partecipare a questa corsa condividendo la nostra visione. Io credo assolutamente
che abbia ragione Berlusconi quando dice che noi dobbiamo andare a cambiare le alleanze, basta l'alleanza con i socialisti, perché noi come Partito Popolare abbiamo sofferto molto questa alleanza e tante volte le battaglie le abbiamo vinte quando siamo riusciti a fare un'alleanza estemporanea con quello che sta alla nostra destra, a partire dai conservatori. In un caso i conservatori inglesi erano nel Partito Popolare fino al 2009. E quindi Berlusconi dice, e io sottoscrivo veramente con gioia, noi dobbiamo andare in Europa e fare un'alleanza praticamente di centrodestra, quindi dovremo lavorare con Salvini e con il gruppo in cui Salvini sarà, perché ancora non si sa, e con certi partiti di destra come quello spagnolo. D'altronde i partiti, l'esperienza austriaca, i partiti popolari a livello nazionale che vanno meglio sono quelli che sono ritornati alle radici, una forte identità, i valori, i confini, la patria, che non sono brutte parole, sono parole che hanno spinto e mosso i nostri nonni, i nostri antenati e che ci hanno regalato questa meravigliosa civiltà in cui ci troviamo. Il senso identitario, che è fondamentale. È fondamentale, non si può vivere senza un'identità e bisogna abbandonare quelle ideologie che sono diventate la dittatura delle minoranze. Lo diceva la Gruber qualche giorno fa, ha detto no, ma una democrazia moderna oggi protegge solo le minoranze, perché la maggioranza, no bambina cara, la maggioranza non discrimina nessuno, ma la dittatura della minoranza è peggiore della dittatura della maggioranza, perché soffre la maggioranza. E su questo non dobbiamo più lasciare passare queste ideologie che sono state drammaticamente smentite dai fatti e che io credo siano quelle che hanno dato più la sofferenza alle persone, perché la crisi economica, se si vive in una comunità, ci si aiuta e la si supera. Hanno superato ben di peggio i nostri nonni, ma se invece viviamo in una società dove siamo tutti individui soli, stiamo chiusi a casa nostra a piangere, a soffrire e diciamo questa vita forse non vale neanche la pena di viverla e questo non ci piace. Grazie onorevole. Allora ci sarebbero tante altre questioni che vorrei affrontare con lei, non c'è tempo a disposizione, magari lo faremo in una prossima volta, assolutamente, ben volentieri, io la ringrazio. Grazie ai nostri telespettatori, lo spazio si chiude questo con l'onorevole Gardini, noi andiamo in pubblicità, dopo la pubblicità restate con noi, torniamo in studio con altri ospiti, a dopo.